Buongiorno e bentornati con questo nuovo appuntamento di A Voi la Linea. La Protezione Civile di Udine compie 30 anni in occasione della ricorrenza. La sede del capoluogo friulano è stata dedicata a Giuseppe Zamberletti con lo scoprimento di una targa. In ricordo del padre fondatore è intervenuto anche il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, con il quale abbiamo parlato anche tra l'altro dell'emergenza Covid. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo nella sede della Protezione Civile di Udine in piazza Unità d'Italia, sono con il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi che è qui in occasione dello scoprimento di una targa a memoria di Zamberletti, già presidente appunto della Protezione Civile e che oggi viene ricordato a 30 anni dalla nascita della sede della Protezione Civile di Udine. Ecco, lei ha evidenziato nel corso del suo intervento gli aspetti che Zamberletti ha evidenziato, che cosa ha lasciato alla realtà di oggi della Protezione Civile. Ha lasciato una lezione ancora attuale. Erano altri anni nei quali Zamberletti parlava di prevenzione e parlava di ruolo della protezione civile non legata soltanto a eventi come i terremoti, gli incendi, ma in senso più ampio. E devo dire che anche in quell'occasione Zamberletti aveva visto lontano, tanto è vero che lo stiamo provando con la pandemia. Questa regione è colpita dal virus, ha potuto contare sullo straordinario aiuto e lavoro del servizio sanitario regionale, ma ha avuto anche una grande forza nel sistema di protezione civile. Sono le due eredità importanti che Zamberletti lascia al sistema di protezione civile. Ecco, proprio per quanto riguarda la pandemia, abbiamo dei casi importanti, ad esempio vediamo Gradisca, quindi c'è questa paura della variante inglese. Quindi situazione di Gradisca, della scuola di Gradisca e situazione della scuola in generale in questo momento. La situazione di Gradisca noi abbiamo preso tutte le misure precauzionali, la variante inglese sappiamo che colpisce più duramente e a una velocità diversa, quindi tutte le misure che il Dipartimento di Prevenzione ha assunto rispecchiano una tutela e una preoccupazione nei confronti delle persone che potrebbero aver avuto un contagio. Sento di molti disagi, sento molti malumori, io comprendo queste cose, però la precauzione che i dipartimenti di prevenzione hanno adottato va nella direzione della sicurezza delle persone. Le varianti e le mutazioni sono il problema di questi giorni, quindi noi dobbiamo essere particolarmente attenti perché questi potrebbero cambiare il quadro epidemiologico e rivedere una curva che invece di continuare a scendere potrebbe anche continuare a salire. Quindi ogni misura che viene presa è una misura indispensabile a tutela della salute pubblica. Ecco, tra l'altro è stata superata anche la questione delle prenotazioni, questione privacy che era emersa nel Pordenonese, quindi da domani gli insegnanti e il personale scolastico potrà accedere, potrà cominciare ad avviare le prenotazioni, quindi con tutto un sistema in maggiore sicurezza dal punto di vista della privacy. Insomma, guardi, avevamo scelto una strada che a nostro parere era molto più veloce, consentiva agli insegnanti di vaccinarsi prima e anche al personale scolastico. Evidentemente questo Paese viene travolto dalla burocrazia anche in fase di emergenza, secondo me non viviamo una condizione normale, non è accettabile che circolari di questo genere o prese di posizione di questo genere addirittura mettano in discussione un programma dell'intervento vaccinale che è l'unico vero strumento di contrasto al virus. Io mi auguro che questo Paese cambi passo da questo punto di vista. Ecco, a tal proposito, quanto possono contare i pareri delle regioni anche per quanto riguarda i cambiamenti dei colori in sostanza, del riconoscimento, i parametri? Guardi, questo c'è una partita aperta con il governo, ieri abbiamo ascoltato il nuovo ministro delle regioni, Maria Stella Gelmini, dare un segnale importante nel dire che c'è bisogno di condividere il rinnovo delle regole, per cui regole che hanno a che fare con una distanza troppo elevata nella misura in cui si analizza il parametro rispetto alla condizione vera e quindi al giudizio delle misure. Poi noi abbiamo chiesto con forza anche una
precisazione scientifica legata più ai luoghi nei quali c'è il rischio del contagio che genericamente a delle aree nelle quali si ragiona di confini territoriali che non hanno molto senso. Quindi io penso che su questo il governo e le regioni lavoreranno nei prossimi giorni e tutti ci auguriamo di avere un sistema di monitoraggio molto più adeguato e puntuale e che un'evidenza scientifica che le regioni hanno chiesto al governo. Ecco, un'ultima battuta per quanto riguarda l'arrivo dei vaccini. AstraZeneca, anche AstraZeneca ne arriveranno di meno? Che cosa succede? Come state appunto spingendo a livello nazionale perché arrivino le dosi di vaccini che servono per la nostra regione? Noi stiamo spingendo per consentire di avere maggiori dosi a disposizione, però sappiamo della difficoltà che c'è, abbiamo registrato questa settimana una riduzione del 10% di AstraZeneca, ci auguriamo che questo non avvenga più e le dosi invece che ridursi aumentino. Poi io confido e sono certo che l'autorevolezza del Presidente del Consiglio riesca a invertire la rotta rispetto a questo, perché il virus si combatte con il vaccino, non con altre cose. Grazie al vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, e qui dalla sede della Protezione Civile è tutto, restituisco la linea a voi studio. Grazie a Isabella Gregoratto. E contro il virus da Covid-19 parte la campagna €1, #1 a famiglia, per aiutare migliaia di nuclei familiari messi in ginocchio dalle conseguenze economiche causate dalla pandemia. L'iniziativa lanciata oggi dalla Fondazione Forum Famiglie, alla quale aderisce anche il Friuli Venezia Giulia. Ne abbiamo parlato con il presidente regionale Matteo Fantuz. Sentiamo. Parte oggi un'iniziativa molto importante sul fronte del sostegno alle famiglie. Ne parliamo con Matteo Fantuz, che è il presidente del Forum regionale delle famiglie del Friuli Venezia Giulia. Insomma, un modo per sostenere i tanti nuclei familiari in difficoltà. Come? Con un fondo per le famiglie. Questo fondo è stato, è partito grazie a una donazione di un'ospedaliera che, vedendosi accreditata nella busta paga un extra, ha voluto donarlo in beneficenza, e così è arrivato al Forum Nazionale questo extra e da lì l'idea di partire con un fondo per le famiglie, un fondo destinato esclusivamente a famiglie in temporanea difficoltà, che sopportano carichi familiari che non possono sostenere a causa della parità di lavoro o altre cause in tempo di pandemia. E così ritorniamo un po' al concetto della mutua, cioè questa forma di aiuto di famiglie che aiutano altre famiglie. Come si fa a donare? Si dona tramite il sito internet fondofamiglie.org, è molto semplice, è diretto, intuitivo, si può donare €1 al mese, si potrà comunque interrompere la donazione quando e come si vuole in maniera molto semplice. Come stanno vivendo, come stanno provando ad uscire da questa pandemia le famiglie del Friuli Venezia Giulia? Voi radunate tante associazioni, avete il polso della situazione in mano. Allora, certamente non se la passano bene come tutte le altre famiglie a livello nazionale. Si parla di 600.000 famiglie in difficoltà, questo è il numero che fa caponare la pelle. E sono famiglie certamente che hanno una loro riservatezza in questo, dunque noi cerchiamo di dire sempre siamo famiglie, abbiamo più o meno gli stessi problemi. Se siete in difficoltà fate richiesta di questo fondo a cui potete accedere e noi provvederemo ad aiutarvi in qualsiasi modo. Oltre all'aspetto economico ci sono anche degli aspetti che vanno oltre la parte economica, dunque si entra sempre, se lo si vuole, si entra dentro una rete di famiglie dove si può trovare anche sostegno in altri ambiti. Intanto i numeri dell'Istat ci rimandano a una situazione di denatalità sempre più preoccupante, si fanno sempre meno figli. Come mai le famiglie forse sono sostenute troppo a parole e poco nella realtà dei fatti? Ecco, come si può cercare di invertire questo trend, anche se in questo momento naturalmente appare ancora più complicato visto i numeri che ci ha appena dato?
Allora, certamente non è solo l'aspetto economico che va a incidere sulla denatalità, sul non far famiglia. Noi facciamo da pungolo verso la politica perché attui diciamo, sistemi e inneschi processi diciamo, di aiuto economico, ma se ci fermassimo solo all'aspetto economico avremmo diciamo, perso la nostra battaglia. La battaglia è quella valoriale e lì c'è tutto un discorso da farsi. Certamente c'è una mancanza di speranza. Cioè il valore più grande che ti permette di costruire una famiglia è la speranza di vedere e di stare dentro in una comunità, dove oggi la comunità purtroppo si è distrutta sotto un profilo di relazioni, anche perché comunque la famiglia quando mette al mondo i figli non è un aspetto esclusivamente egoistico, anzi non lo è assolutamente egoistico, è immettere nella società diciamo, la speranza, cioè il figlio è speranza per tutti. I giovani sono speranza. E grazie a Daniele Micheluzzo, qualche istante di pubblicità e torniamo subito con voi. Rieccoci con l'appuntamento di A Voi la linea. Prima di passare con gli altri collegamenti dal territorio, una notizia che arriva da Monfalcone. Un uomo ha tentato di uccidere la sorella e poi si sarebbe tolto la vita. Sul posto ci sono i carabinieri di Monfalcone per tutte le indagini in corso. E da giorni il comune di Udine ha stabilito di chiedere agli ISEE volontari che si occupano di colonie feline prima di fornire loro il cibo per i gatti. A dirlo la consigliera comunale del Partito Democratico Cinzia Del Torre, che ha chiesto accesso agli atti per avere la disponibilità del documento che, stando ai volontari, è già stato firmato e protocollato. L'ha raggiunta per noi Alexis Sabot. Sentiamo. Ci troviamo a Udine, in via Uccellis, di fronte ad una colonia felina. Perché siamo qui? Perché abbiamo raggiunto Cinzia Del Torre, consigliera del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Udine, per parlare di un tema che è esploso in questi ultimi giorni, ovvero il Comune qualche giorno fa ha deciso di chiedere agli ISEE volontari che si occupano delle colonie feline. È così? Questo è quello che mi è stato riferito. I volontari, anzi potrei dire quasi le volontarie perché in gran parte sono donne, sono persone che si occupano dei gatti di colonia della nostra città e quindi fanno un lavoro importante al servizio della collettività, degli animali certo, ma del comune anche, perché i gatti di colonia sono una precisa responsabilità del comune. Queste persone che molto spesso operano sostanzialmente a spese loro, però viene loro fornito del cibo per animali, del cibo per gatti, che utilizzano naturalmente nelle colonie. Sono tutte persone autorizzate, riconosciute, munite di tesserino e in relazione al quale è registrata la specifica colonia o le colonie di quale si occupano. A Udine le colonie sono più di 200, questa è una, ma tipicamente sono in zone, come dire, dove i gatti sono abbastanza tranquilli. Questa è una zona, un edificio che non è più frequentato, no? I gatti stanno tranquilli anche se siamo in una zona assolutamente centrale della città. Bene, in questo periodo l'amministrazione e l'ufficio che acquista il cibo per i gatti ha dato indicazioni all'ufficio che lo distribuisce, che è un ufficio diverso, con una lettera interna protocollata di di distribuire il cibo previa presentazione dell'ISEE da parte dei volontari e delle volontarie. Naturalmente queste persone, informate dall'ufficio, perché gli impiegati devono obbedire ad una indicazione, ad una lettera scritta da un dirigente, si sono naturalmente i volontari preoccupati, perché non ha nessun senso, proprio perché non si tratta di animali loro, non si tratta di un contributo dato a loro, ma si tratta di un servizio che loro rendono alla città. E ripeto, neanche il cibo che viene fornito certamente non copre l'intero delle spese che loro comunque sostengono tutto l'anno. Quindi questo ha scatenato anche la rabbia e la delusione da parte dei volontari che lavorano volontariamente, anche per passione, per appunto amore che hanno verso questi animali, però al momento non c'è un documento ufficiale. Allora, io non ce l'ho, perché ho fatto accesso atti per averlo,
Ma quello che mi è stato detto è che c'è dall'interno del comune che esiste una lettera scritta, protocollata e firmata dal dirigente competente, il quale dà indicazioni di richiedere appunto l'ISEE all'ufficio che deve distribuire il cibo. Ora, a meno che i dipendenti che hanno ricevuto questa lettera siano pazzi, scriteriati e raccontino una cosa completamente falsa, evidentemente questa lettera esiste. Non posso averla se non con un formale accesso atti che ho presentato ieri sera, quindi mandato con forma telematica insomma prevista, quindi in qualche giorno ce l'avrò in mano e naturalmente potrò leggerla integralmente. Però è chiaro che già nel momento in cui è stata ricevuta questa lettera dall'ufficio i volontari hanno dovuto essere informati perché devono adeguarsi, perché l'ufficio deve adeguarsi e i volontari altrettanto. Per cui evidentemente il problema esiste. Se l'amministrazione, la parte politica dell'amministrazione non è informata o non è d'accordo, lo dica, però che mi si dica che una lettera non esiste perché, e che quindi i dipendenti se la sono inventata, beh insomma questo mi sembra molto grave, perché se è così allora quei dipendenti dovrebbero avere una sanzione molto pesante, ma non ci credo. E un'altra notizia di cronaca, purtroppo ci sarebbe anche un carabiniere di stanza in Friuli Venezia Giulia deceduto in un attacco in Congo a un convoglio ONU. E torniamo al tema che stavamo trattando con Alexis Sabot. È arrivata infatti su questa specifica tematica una replica da parte della consigliera di maggioranza Claudia Basaldella, che si dice estranea ai fatti. La volontà di regolamentare il cibo per le colonie c'è, ma al momento non c'è un documento ufficiale. L'ha raggiunta per noi sempre la collega Alexis Sabot. Vediamo quali sono le repliche. Abbiamo raggiunto anche la consigliera di maggioranza Claudia Basaldella per capire effettivamente come stanno le cose. Cinzia del Torre dice che il comune ha richiesto l'ISEE ai volontari, è così o no? Allora, diciamo che mi sono informata presso il mio ufficio dell'anagrafe canina e con il dirigente, il firmatario di questa lettera, di cui io non ho ancora preso visione e con cui ho un incontro giovedì. Mi è stato detto che è una nota interna tra due uffici, cioè l'anagrafe canina e l'ufficio del verde pubblico di una dipendente che è la signora che si occupa della distribuzione del mangime per le colonie feline. C'è la volontà, e si sta parlando già da mesi, di trovare dei punti su cui basare questa distribuzione, dal momento che è emerso che non è un sistema efficace per come è gestito al momento. Quindi in questa nota si presentavano 3 punti, il primo cioè di distribuire questo mangime solo alle referenti, quindi persone che sono state riconosciute dal comune e hanno un tesserino, in base al numero di gatti per colonia felina. E come terzo punto sono venuta a sapere c'era la richiesta di questo ISEE a chi si presenta per fare la richiesta del mangime. Questo perché, tra virgolette, i contributi che vengono dati sono sempre basati sul fattore economico. In questo caso è l'ISEE. Da qui a dire che c'è l'ufficialità di questi 3 punti ce ne vuole, perché non è mai stato discusso con me, non c'è stata una discussione, un'approvazione in giunta e soprattutto non è stata data comunicazione alle referenti, quindi diciamo è una bozza sulla quale bisogna lavorare, non c'è nulla di ufficiale, non c'è nulla che è stato applicato. Non c'è nulla di ufficiale, ma la Cinzia del Torre ha richiesto appunto i documenti agli atti, se dovesse uscire dicono che è già firmata e protocollata. Io ribadisco, posso solo ripetere quello che mi ha detto il dirigente, quindi in caso se così non fosse dovrà rispondere lui, che appunto è una nota interna con nessuna valenza della serie verrà applicato punto e basta, perché prima ha dichiarato che deve discuterne con me e passare in giunta, quindi erano delle idee che voleva insomma confrontarsi con i vari uffici, con gli uffici competenti per avere un giudizio insomma di entrambe le persone interessate. Quindi non c'è ancora ufficialità da parte vostra. Quando avete visto questa notizia, questo comunicato, sei rimasta sorpresa? Sì, sono rimasta molto sorpresa perché appunto a me non era stato riferito nulla, alle volontarie non è stato mandato nulla, che fosse un'email, che fosse una lettera, quindi voglio dire si basa su una comunicazione interna. Mi fa piacere che la consigliera di opposizione fosse insomma venuta a saperlo prima di me e questo voglio dire sì, fa riflettere anche sul fatto di come operano certi uffici, certi dipendenti comunali, perché se davvero c'è la volontà comunque di fare il bene degli animali, forse
sarebbe il caso di confrontarsi, sarebbe il caso di proporre degli spunti e non solo di criticare e puntare il dito, perché così non andiamo da nessuna parte. Grazie a Claudia Basaldella e Martina Beraldo per le riprese. A voi la linea. Grazie alla collega Alexis Sabot per sensibilizzare il pubblico sullo stato di sofferenza e di emergenza nella quale vivono tutti i teatri italiani. Questa sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine si unirà l'appello lanciato da Unione Nazionale Interpreti Teatro Audiovisivo, si illuminerà con immagini che lo ritraggano nel pieno delle sue attività. I teatri sono sicuri. Diamo spazio alla cultura, all'appello di Giovanni Nistri, presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Una chiusura che brucia e pesa come un macigno, vissuta nell'attesa che il teatro, anche se con un pubblico contingentato, ritorni il più presto possibile a una parvenza di normalità. Le situazioni sono diverse non solo da paese a paese, ma anche da zona a zona dell'Italia, quindi bisognerebbe verificare di volta in volta dove c'è il rischio. Lo si sta facendo per moltissime altre attività, come è giusto che sia, e si è creata una certa flessibilità che tutto sommato ci consente di sopravvivere. I teatri, lo spettacolo dal vivo in genere, hanno bisogno di ricominciare a lavorare. Stasera, insieme a tutti gli altri teatri, continueremo a fare altre proiezioni. È soltanto un segno, sia chiaro, ma è necessario, perché mentre una buona parte dell'opinione pubblica capisce che non c'è un conflitto fra l'attività dello spettacolo dal vivo, dei teatri e dei cinema e la tutela della salute, perché sia chiaro, noi vogliamo contribuire alla tutela della salute, non siamo irresponsabili. Non si ripeta un altro blocco, perché veramente da una situazione che è drammatica già da tempo entreremmo in una situazione molto tragica e forse senza possibilità di recupero. Bisogna anche tener presente che nel momento in cui si deciderà di riaprire l'attività dei teatri, dei cinema, degli spettacoli, questo non si potrà fare in 1 o 2 giorni, perché ad esempio noi abbiamo dei programmi che vengono aggiornati in continuazione per essere pronti a ripartire, ma abbiamo bisogno di informare il pubblico, di vendere biglietti, e quindi la biglietteria ha bisogno di un preavviso di almeno 20 giorni, se non di un mese. Ed era l'ultimo approfondimento per A Voi la linea di oggi. L'informazione in diretta su Telefriuli torna con il TG delle 16:30.